Ignazio Messina, sono le battute finali queste, si va verso elezioni che probabilmente sarà così, e questo poi lo chiediamo di nuovo alla nostra Giovanna Pancheri, nonché al James Hansen, direttore editoriale di IST. È chiaro che in qualsiasi paese si vada al voto per le europee, quel voto sarà un elemento per comprendere meglio come vada la politica di casa, diciamo così. Ecco, questo a maggior ragione vale per noi. Quindi... Certamente sì, credo che sia un voto molto importante, perché a dispetto di chi dice non influirà dopo, ma è chiaro che i risultati saranno sicuramente importanti e da tenere in considerazione nella politica successiva, quindi credo siano molto importanti. Il dramma di queste elezioni europee è sempre lo stesso e si vede anche negli altri paesi: l'astensione. Noi pensiamo che in Italia il 60% non vada a votare, capite? Quindi si vede la maggioranza dei cittadini italiani che non si sentono rappresentati da nessuno, ed è il motivo per cui noi stiamo facendo un'azione forte con i mezzi che ci sono stati messi a disposizione, cioè parlando con la gente nelle piazze e per le strade, per parlare proprio con quel 60%, per fare in modo che il 60% dei cittadini venga coinvolto in una votazione, perché sennò diventa veramente parziale. Se pensate che il 40 va a votare, di questo 40 il 30 circa è ancora indeciso, significa che in realtà ha scelto di votare qualcosa il 30% complessivamente del nostro paese, il che non è democratico. Quindi, tra l'altro, il paese è chiamato a votare senza parlare di Europa, perché io sfido chiunque a dire qual è il progetto di Europa di Grillo, di Renzi, di Berlusconi. Si urla, si grida, ci si offende, nessuno parla di quello che vuol fare in Europa. E quello dell'Italia dei Valori qual è? L'Italia dei Valori mette innanzitutto al centro il lavoro, e noi chiediamo un contratto collettivo di lavoro europeo per fare in modo che i cittadini italiani e i lavoratori italiani abbiano gli stessi diritti. Dobbiamo costruire un'Europa politica più che un'Europa monetaria, non è quello il tema, è la bufala dell'euro sì, euro no. Il problema è un'Europa politica, si deve crescere insieme. Secondo, per fare in modo che i lavoratori italiani abbiano gli stessi stipendi dei lavoratori europei a parità di costo della vita. Voi sapete che in Germania la casa costa il 44% meno che in Italia a metro quadro, l'RC auto in Europa è il 50% meno che in Italia, e spesso sono le stesse compagnie di assicurazione. È chiaro che dobbiamo costruire le ragioni dello stare insieme. Secondo, una fiscalità europea. Se dobbiamo essere europei, dobbiamo esserlo anche in questo. Le nostre piccole e medie imprese sono tassate al 63%, quando in Europa la media è 21%. Allora dobbiamo fare in modo che anche il fisco italiano si adegui a quello europeo. E terzo, concludo velocissimamente, certo. Le banche. Noi prevediamo l'introduzione di un tasso soglia di usura europeo, per fare in modo che i finanziamenti alle piccole e medie imprese, così come in Germania, Francia e Inghilterra avvengono al 2%, avvengano anche in Italia, che invece ti finanziano quando ti danno i soldi 8, 10, 12%. Un tasso soglia di usura in Europa consentirà anche in Italia di avere i finanziamenti agli stessi tassi che in Europa. Questo significa fare Europa insieme. La ringrazio, Messina.